un caldo pomeriggio di giugno del 1981. In un lussuoso ufficio a New York, un gruppo di uomini d'affari è seduto al tavolo di riunione. I volti sono tesi e preoccupati, ma sono tutti molto professionali, anche se nessuno è in giacca e cravatta qui. Anzi, il più nervoso di tutti è vestito in jeans e giacca di pelle. È Mick Jagger, cantante e leader carismatico dei Rolling Stones. È qui per risolvere un grosso problema che potrebbe mettere a rischio la prossima tournée e tutta la carriera della band. Ancora non sa che sta per arrivare una soluzione inattesa. E anche stavolta c'è di mezzo un profumo. I profumi fanno solo finta di passare attraverso il naso, ma in realtà vanno dritti al cuore. Ci sono profumi che ci seducono, profumi che ci ossessionano, profumi che ci conquistano e silenziosamente ci trasformano. Io sono Roberta Deiana e questo è Il Profumo del Destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita. I Rolling Stones si sono formati nel 1962 e sono in attività ancora oggi. Sono dei musicisti leggendari che hanno fatto la storia del rock. Ma oltre al loro indiscusso talento, c'è una cosa che ha aiutato parecchio la loro carriera. La loro reputazione di cattivi ragazzi, che è nata un po' casualmente, perché a loro inizialmente interessava solo fare musica. Mick Jagger e Keith Richards, il nucleo centrale della band, si incontrano per caso alla stazione di Dartford un giorno di ottobre del 1961. Jagger ha sotto braccio 2 dischi, molto preziosi per chi se ne intende: Chuck Berry e Muddy Waters. Per avere questi dischi ci vogliono tempo, soldi e tanta pazienza. Passione, insomma. Keith Richards considera brevemente di rubarglieli, poi decide di fare amicizia. Pochi mesi dopo formano i Rolling Stones. Anche se provengono dalla buona borghesia, la casa discografica li pubblicizza come teppisti, sporchi e pericolosi. Faresti uscire tua figlia con uno di questi? La band più brutta d'Inghilterra. Gli Stones hanno perso il sapone, ma non il ritmo. Che faresti se tua sorella uscisse con uno dei Rolling Stone? Farli passare per cattivi ragazzi sembra una buona strategia per differenziarli dalla carineria dei Beatles. E le loro facce spigolose, stranamente affascinanti, la pericolosa sensualità che emanano sono sicuramente d'aiuto. Ma a parte la rivalità fittizia tra le due band che tanto piaceva alla stampa, i Rolling Stones hanno un aspetto più provocatorio e testi più espliciti e controversi. Nel 65, mentre i Beatles cantano la nostalgia romantica con Yesterday, loro esplodono con Satisfaction, lasciando tutti a chiedersi di che tipo di soddisfazione si tratti e a darsi la stessa risposta. Nel 67 invece niente dubbi, vanno dritti al sodo con Let's Spend the Night Together, passiamo la notte assieme, mentre i Beatles pubblicano il mitico Sgt. Pepper, album in cui l'unica fonte di scandalo sono i supposti riferimenti lisergici di Lucy in the Sky with Diamonds. Negli anni i Rolling Stones mantengono il dominio dei riferimenti sessuali sul palco, nei testi e anche sulle cover dei dischi. Le loro attività extracurriculari aiutano. Saranno fonte di episodi boccacceschi, più o meno inventati, ma sempre riferiti con gusto dalla stampa musicale e non. Insomma, tutti si convincono che la vita dei Rolling Stones sia un continuo baccanale, interrotto ogni tanto da qualche concerto o dalla registrazione di un disco. Nel giugno del 1981 la musica è cambiata. I Beatles si sono sciolti nel 1969. Lennon è morto l'anno prima e non c'è nessuna possibilità di una reunion. I Led Zeppelin, altro gigante del rock che si contendeva con i Rolling Stones il dominio degli stadi a colpi di concerti mastodontici, sono collassati qualche anno prima sotto il peso dei loro ego e delle loro dipendenze. David Bowie si è preso un po' di tempo lontano dalla musica e sta recitando a Broadway The Elephant Man, peraltro con grande successo. Solo i Rolling Stones sono ancora attivi e combattivi. Anzi, sono appena usciti con il nuovo disco Tattoo You e stanno preparando il più grande tour della loro carriera. Certo, nella seconda metà degli anni 70 è nato il punk, la disco music, e ora un'ondata di musicisti new romantic si sta conquistando la scena a colpi di sintetizzatori e trucco pesante.
I Rolling Stones però sono la certezza a cui i nostalgici di tutte le età possono affidarsi per qualche ora di grande rock dal vivo. Sono gli ultimi grandi artisti degli anni 60 e non c'è nessuno in giro che abbia il loro prestigio. Eppure, da alcuni anni, ogni giornalista che li intervista si sente in dovere di chiedere se sia l'ultimo tour prima del ritiro dalle scene. E i critici musicali scrivono di ogni disco che è sicuramente l'ultimo della loro carriera. Un po' tutti si aspettano che siano alla fine, anche se i Rolling Stones non ne hanno nessuna intenzione. Un po' perché i loro idoli sono tutti bluesmen che hanno fatto musica sino agli ultimi giorni della loro vita. Un po' perché hanno capito che con i tour si possono guadagnare un mucchio di soldi. E loro, tra ex mogli, case sparse per il mondo e spese legali assortite, ne hanno tutti parecchio bisogno. E poi si stanno lentamente spostando su un piano diverso, un piano in cui non hanno più nulla da dimostrare, in cui i loro dischi diventano sempre meno importanti, perché quello che hanno da offrire di veramente speciale sono le tournée, l'esperienza di vedere delle leggende del rock dal vivo. Per questo i loro tour devono essere memorabili. The Rolling Stones American Tour del 1981 fa di tutto per esserlo. 50 date, 3 mesi di concerti in grandi stadi e arene, una scenografia progettata dal designer giapponese Yamazaki, 2 palchi esterni e uno interno realizzati su misura, un pick-up idraulico per sollevare Mick Jagger sopra la folla durante i concerti, una troupe di 68 persone, un Boeing 727 noleggiato per gli spostamenti. Tutto questo ha un costo. E sono i Rolling Stones a doverlo anticipare. Torniamo dunque a quel pomeriggio a New York. C'è un grosso problema. La birra Schlitz, a soli 3 mesi dall'inizio del tour, si è sfilata dall'accordo. Era tutto deciso. L'azienda avrebbe messo $1 milione in cambio della sponsorizzazione del tour, soldi fondamentali per sostenere costi di produzione così grossi. La loro ritirata è un grosso problema. Il rischio di sovraesposizione finanziaria è dietro l'angolo e poco più oltre c'è la bancarotta. Ma Jay Coleman, presidente di Rockbill, l'agenzia che ha progettato questa sponsorizzazione, non si arrende. È un buon affare per tutti, non può finire così. C'è un'altra possibilità, propone, un altro sponsor che potrebbe coinvolgere, ed è sicuro che accetteranno. È un po' diverso dalla sacra triade sesso, droga e rock and roll, ma perché no? Si tratta di un profumo. Jovan Musk, o meglio, dell'azienda che lo produce. Mi immagino Mick Jagger mentre si passa le mani sul volto e sospira. È una soluzione, certo, e anche veloce, ma avrebbe preferito la birra, decisamente più rock. Che c'entrano i Rolling Stones con un profumo? Nella band è lui che decide queste cose. Deve trovare una soluzione e c'è pochissimo tempo. Coleman cerca di smussare sui dubbi. Jovan Musk si vende come un profumo sexy per uomini seducenti e anticonformista, provocatore, non è così lontano da loro. Nella stanza tutti annuiscono, ma sanno che le critiche saranno feroci. D'altro canto, questo tour è una scommessa, è ambizioso, è costoso. Sono bravi tutti a criticare, ma non sono loro a dover tirar fuori tutti quei soldi. Mick Jagger si accende nervosamente una sigaretta. Mi piace pensare che abbia detto: beh, fatemelo almeno sentire questo profumo. Il 26 agosto del 1981, durante una conferenza stampa allo stadio JFK di Filadelfia, viene annunciato ufficialmente il tour. E lo sponsor, il profumo Jovan Musk. Lo shock è generale. Il fatto che i Rolling Stones si facciano sponsorizzare da un brand sconcerta tutti quanti. Per buona parte della critica, l'operazione è molto, troppo spregiudicata. È come se avessero sporcato la purezza del rock, la sua energia primordiale e ribelle. E poi che razza di sponsor? Fosse stata una birra, o delle sigarette, o una macchina, ma un profumo. Che cosa c'è di meno rock? I Rolling Stones però non se ne curano e vanno avanti per la loro strada. Non confermano né smentiscono di amare il profumo, ma il fatto che diventi la fragranza ufficiale del tour lascia intendere che la usino. E ai loro fan va bene così. Il nome Jovan probabilmente non ti dirà molto. Infatti è un brand di profumeria che è stato molto popolare in America, ma quasi per niente da noi. Oggi prodotto da Coty e venduto nella grande distribuzione e non è certo un brand di alta profumeria.
La sua fragranza più famosa, Jovan Musk for Men, è stata creata nel 1971 per rendere gli uomini più sexy grazie a una formula a base di vero muschio animale, ed è una fragranza per uomini che trasudano sicurezza e carisma. L'enfasi sull'uso del muschio per il brand è sinonimo di seduzione, come se la sua sola presenza aumentasse il sex appeal di chi lo indossa. Eppure deve aver funzionato, perché a leggere sul web, per chi era giovane negli anni 70 in America, Jovan Musk è sinonimo di profumo sexy. Allora era stato percepito come innovativo, audace, persino trasgressivo. Oggi, con il suo blend di note speziate, ambrate e ovviamente muschiate, viene descritto come un profumo molto dolce e un po' datato, da chi lo prova per la prima volta. Considerando che è stato sicuramente riformulato, perché oggi il muschio di origine animale non si può più usare, non abbiamo modo di stabilire se Jovan Musk fosse veramente sexy o se si impegnasse moltissimo per sembrarlo. Di certo è molto amato da chi l'ha usato negli anni 70, perché adesso è questo il suo vero odore, l'odore di gioventù. I profumi funzionano così, si legano alle nostre emozioni e ai nostri ricordi con una potenza straordinaria. Ecco perché li amiamo così tanto. A ridosso del tour, l'azienda dichiara che l'immagine di Jovan è quasi identica a quella degli Stones, perché Jovan Musk for Men è audace e temerario, proprio come la band, sensuale, provocatrice, iconoclasta. In cambio di qualche milione di dollari, Jovan acquista il diritto di associare il proprio brand ai Rolling Stones, su merchandising, poster e biglietti del tour americano. 3 mesi in cui potranno anche modificare il proprio logo, facendo uscire dalla O di Jovan la famosa bocca con la linguaccia, simbolo dei Rolling Stones. Mick Jagger ha compiuto 80 anni ad agosto del 2023. Di recente ha dichiarato che lascerà in beneficenza la sua eredità di circa 500 milioni di dollari perché i figli non ne hanno bisogno. Gli affari dei Rolling Stones, insomma, hanno continuato ad andare piuttosto bene, ma non è successo per caso. Le basi della solidità finanziaria dell'azienda Rolling Stones sono partite diversi anni prima di questo tour. È per questo che nell'81 Mick Jagger ha il controllo totale. È il frutto di una lezione imparata a caro prezzo. Nei primi 7 anni della loro carriera, gli Stones hanno provato sulla propria pelle che la gestione dei soldi è importante tanto quanto la creatività. Nel 1972 si sono dovuti rifugiare in Francia in fretta e in furia perché, a fronte di milioni di dischi venduti, non solo si ritrovano con un patrimonio modesto, ma anche con debiti verso il fisco inglese di diverse centinaia di migliaia di sterline, che peraltro non possiedono. Sono stati truffati dalla persona a cui hanno affidato il loro patrimonio, Allen Klein, che invece di fare i loro interessi li ha defraudati dei loro guadagni. I Rolling Stones si sono poi ripresi con una serie di soluzioni ingegnose, di cui magari ti parlerò un'altra volta, ma una cosa è certa: da allora hanno deciso di non far succedere mai più niente del genere. E infatti così è stato. Il tour americano del 1981 è stato un successo da tutti i punti di vista. L'azienda Jovan si è dichiarata molto soddisfatta della collaborazione e si è detta disposta a ripeterla quanto prima. Grazie a questa operazione si stima che abbia chiuso l'anno con un fatturato di 150 milioni di dollari, con un ingente aumento delle vendite. Il tour è stato uno di quelli di maggior successo finanziario di sempre. Con 50 milioni di dollari di incasso e circa 2 milioni e mezzo di spettatori, ha stabilito diversi record. Ma soprattutto è entrato nella storia del rock per l'intuizione finanziaria di coprire una buona parte delle spese di produzione con la sponsorizzazione di un brand, i profumi Jovan. Fino a quel momento le tournée dei concerti erano spesso operazioni in perdita, pensate più che altro per promuovere i dischi in uscita. I Rolling Stones hanno cambiato le regole del gioco, trasformando il tour stesso nel prodotto di punta dell'artista, dimostrando che una band è anche un brand e che la sua fama è un asset, un bene che si può rivendere alle aziende. Nonostante le durissime critiche, i Rolling Stones hanno creato un solido modello di business a cui si sono attenuti scrupolosamente, mostrando la via a tutti gli artisti che sarebbero venuti dopo, cambiando la storia grazie a un'intuizione spregiudicata e a un profumo. E allora mi chiedo: quanti ragazzi avranno comprato un profumo Jovan per sentirsi vicini ai Rolling Stones, immaginando che fosse davvero il profumo della band? Quanti l'avranno comprato anche solo per prolungare le emozioni di un concerto che per loro è stato indimenticabile?
e si può scegliere un profumo per assomigliare a qualcuno che ammiriamo, anche se magari non ci piace particolarmente. Ho girato la domanda a una vera esperta in questo campo, Marianna Arca, responsabile marketing e comunicazione presso la CFF, Creative Fragrance and Flavors, un'azienda leader nella produzione di fragranze ed essenze. Il potere del profumo nella comunicazione credo sia davvero un potere straordinario. Questa poi è una storia eccezionale che racconta di una strategia eccezionale. Vestire un evento memorabile come un concerto dei Rolling Stones di una fragranza che permetterà proprio a questo evento di assurgere a vera e propria esperienza emozionale. La definirei quasi una long lasting emotion. Quindi sì, sono certa che in tanti avranno acquistato Jovan Musk per sentirsi un po' Rolling Stones inside. Il branding olfattivo è proprio questo, sfrutta la carica emotiva delle fragranze puntellando di emozioni indelebili nella nostra memoria olfattiva. Questa brand che come cifra stilistica ha sempre scelto tratti irriverenti, espressioni esagerate, poteva sicuramente con forza vestirsi anche di un profumo, proprio il loro profumo, e magari mi verrebbe da dire anche crederci un po' di più. Mi viene da pensare al potere carismatico anche del loro frontman, Mick Jagger, come juice della fragranza e alla sua potentissima carica sexy infusa al suo interno. Vestirsi di Jovan Musk con questa base anche di autentico muschio animale e per osmosi trasudare la stessa aggressiva sensualità primitiva di Mick Jagger. Un match perfetto secondo me. Una strategia che ha premiato e prema tutt'oggi perché è molto attuale. Quindi sì, acquistare per sentirsi anche più vicini ai nostri idoli è decisamente un atteggiamento del consumatore, se no non esisterebbero influencer e brand ambassador. Questo perché? Perché il profumo è davvero una sostanza magica, quasi mistica direi, che nel corso poi della storia ha notevolmente influenzato anche il pensiero e il comportamento umano. A me piace pensarla come una potentissima macchina del tempo, capace di riportare le persone in un preciso istante della loro vita, anche ad una precisa situazione e addirittura, perché no, provare anche quella precisa emozione. L'olfatto è il canale anche più diretto verso la psiche e il nostro inconscio perché è fortemente evocativo e in grado poi di sfuggire a quelle che sono le regole della ragione e negli anni è diventato un efficacissimo mezzo di comunicazione. Sono certa che Jovan Musk, anche dopo decenni, abbia conservato questo tratto aspirazionale, ma intravedo quasi, mi verrebbe da dire, un potenziale non completamente sfruttato. Potremmo riconoscere in questa storia quasi il pregresso di una strategia di branding olfattivo che certamente rimarrà indissolubile, soprattutto nel ricordo di chi partecipò a questo concerto. Quindi in tanti lo avranno acquistato. E poi se sono stati appunto tra i fortunati che hanno partecipato all'evento sentendo quella fragranza anche a distanza di tempo, io sono certa che saranno stati catapultati con gli occhi socchiusi, un bel sorriso stampato sulle labbra e per un momento saranno stati proprio lì, madidi di sudore, felici, a cantare a squarciagola Satisfaction. E questo non è un caso, Roberta, che un profumo e musica abbiano in comune anche tante parole, note, organo, accordo. Come nelle composizioni musicali un accordo non è altro che un'armonia di note che suonano all'unisono, suonano insieme, vibrano, creano una vera e propria melodia olfattiva che incanterà e ci legherà per sempre all'esperienza vissuta. Il profumo del destino è un podcast scritto e raccontato da Roberta Deiana. Sound design di Davide Sardo. Si ringrazia Laura Gaetano e Tommaso Fortunato per aver prestato la voce per questo podcast.